è mancato che in certi momenti ci sciogliamo un po' come neve al sole, eravamo anche più 13, non l'abbiamo ammazzata come è già capitato in altre partite e abbiamo qualche blackout che ci costa la partita e avremo bisogno sempre di tutte le giocatrici al massimo per riuscire a vincere queste partite, perché Sassari insomma è quarta, avremo bisogno di tutte le, ma non è un problema dell'avversario, è un problema molto più nostro, insomma, che al di là di contro chi giochiamo, noi in certi momenti non riusciamo a esprimere ciò che proviamo a fare durante la settimana e ogni tanto ci sono dei blackout che ci costano cari, perché alla fine non è la prima volta che ci capita e poi alla fine si perde, insomma, ecco, quindi diciamo che complimenti a Sassari, perché è un'ottima squadra, ben strutturata, con buone mani, buoni fisici, però insomma diciamo che in certi momenti noi non riusciamo cioè ci manca questa compattezza. Ma sai, fare previsioni adesso diventa sempre più difficile per me, perché io ero super convinto che oggi abbiamo fatto un'ottima partita per riscattarci anche da quella debacle di Crema, ero convinto insomma che avevamo fatto un buon lavoro anche durante la settimana, ripeto, quindi non abbiamo fatto una pessima partita oggi, sia chiaro, però voglio dire, ecco, dispiace perché potevamo portarla a casa. Quindi fare previsioni non le faccio, ti dico che sarà un campionato che fino all'ultimo ci sarà da soffrire, come cioè, si vede in questo momento che è nelle nostre corde soffrire ogni anno, quindi ci sarà da soffrire e vediamo insomma partita per partita, però sicuramente andiamo a Faenza, abbiamo Venezia, andiamo a Campobasso, dirti che sono passeggiate non te lo dico, ma ribadisco, al di là che tutte sono squadre molto attrezzate, molte cose dipendono anche da noi, insomma, e dobbiamo provare anche quando non siamo perfetti, dobbiamo riuscire comunque a tirare fuori qualcosa fuori dal cilindro da riuscire a portare a casa la partita. Questo attualmente ci manca, è abbastanza evidente che ci manca e quindi dobbiamo evidentemente lavorare ancora meglio su alcuni dettagli, anche se poi la realtà è che in allenamento le ragazze lavorano, insomma, quindi si impegnano, quindi mi dispiace oltre che per me, per la società, anche per loro, perché a volte non riusciamo a realizzare ciò che è tutto l'impegno che mettiamo in settimana. Questo sicuramente, su questo c'è rammarico e c'è un po' di dispiacere, oltre che chiaramente anche un po' di rabbia per non aver portato a casa la partita. Ma secondo me abbiamo interpretato bene la partita. Nel primo quarto, che è l'unico che abbiamo perso, secondo me non abbiamo giocato bene un po' l'inizio. Quando abbiamo preso il parziale abbiamo affrettato dei tiri, soprattutto abbiamo sofferto la loro aggressività quando avevano praticamente 4 piccole e quindi siamo andati troppo alla ricerca anche con Homs di canestri da fuori, non si attaccava molto il ferro e questo secondo me è stato un po' quello che abbiamo fatto male. Poi dopo invece al secondo tempo abbiamo alzato un po' i giri in difesa, abbiamo alzato l'aggressività, abbiamo iniziato a cambiare su tutto e a noi porta energia. Siamo riusciti a trovare poi dei canestri facili in campo aperto e siamo riusciti a trovare quella profondità che alla fine comunque devi avere se vuoi, uno, non far correre troppo gli avversari e due, cercare di andare il più presto possibile in bonus. Quindi questo un po' è stata la nostra idea. Poi ovviamente magari un canestro che ti entra o una cosa ti avvantaggia, ti dà l'inerzia e tutto, e questo sicuramente è andata così. Ma il bilancio è super positivo perché non nego che ovviamente dopo la sosta un po' tutti noi allenatori ci facciamo troppi pensieri, quindi
Invece devo essere sincero, ho un gruppo veramente focalizzato su quello che dobbiamo fare, cerchiamo di farlo al meglio, ovviamente è super positivo. Adesso domani partiamo, andiamo in Coppa, abbiamo ancora 2 partite, cerchiamo di vincerne una e speriamo di poter passare il turno, sarebbe una cosa fantastica, però per adesso ovviamente oggi penso sia sicuro l'accesso alla Coppa Italia, e quindi per noi è una roba storica, è un traguardo storico, e poi ovviamente non può che essere positivo il bilancio. Se penso che l'anno scorso alla fine del girone del girone di ritorno, quindi alla fine del campionato, avevamo 16 punti, avevamo 8 vittorie. Quest'anno siamo a 8 vittorie a 3 giornate, però secondo me quello che noi dobbiamo fare, non dobbiamo pensare di essere arrivati, ma dobbiamo sempre cercare quel sacrificio che anche oggi c'è stato, perché Ciavarella ha fatto subito 3 falli, perché abbiamo giocato gran parte senza il nostro playmaker, che per noi è importantissimo, perché abbiamo giocato gran parte senza il nostro lungo, perché all'inizio la Homs aveva 1 su 9 dal campo, quindi tutte queste cose qua esce veramente il carattere di questa squadra, e secondo me se continuiamo così possiamo far bene, dai. È un peccato, veramente rimaniamo con l'amaro in bocca, perché secondo me abbiamo giocato una bella partita, con una grande intensità sia in attacco che in difesa, con grande energia, rispettando un po' quello che era stato il nostro piano partita, diciamo. Probabilmente è mancata un po' di lucidità in più, un po' di... sì, in alcuni episodi. Alla fine le partite così punto a punto poi si vincono o si perdono per episodi, e quindi purtroppo probabilmente è su questo che dobbiamo lavorare, è su questo che dobbiamo crescere. Sicuramente personalmente sono contenta, ho provato a fare il possibile per aiutare la squadra. Non c'è tempo per piangersi addosso, come si suol dire, perché prossima settimana bisogna ricominciare a pensare a quella partita, che sono sicuramente 2 punti fondamentali, e sarà una battaglia, forse più delle altre. È un campo sicuramente difficile, una squadra tosta, sempre imprevedibile, e per noi sono 2 punti importanti sicuramente. È stata una partita difficile per noi, abbiamo litigato tantissimo con il canestro. San Martino è stata, come al solito, è entrata subito aggressiva e subito con testa, con voglia di vincere, e noi avevamo tanta voglia di continuare con la striscia positiva per la società, per noi, perché è difficile riuscire a giocare sempre con continuità, giocando spesso infrasettimanale, e facciamo un po' fatica ad allenarci insieme, quindi dobbiamo approfittare delle partite. Ho molta fiducia nelle mie compagne, e secondo me ce le meritiamo queste vittorie, perché lottiamo fino all'ultimo secondo, e per esempio nella pausa siamo sempre tutte che ci incitiamo a vicenda, ci diamo consigli, quindi ce lo meritiamo.